Buonasera, bentrovati a Primo Sitter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni 3 settimane, 4 settimane ci viene a trovare il sindaco di Padova Sergio Giordani, questa sera è qui con noi. Buonasera sindaco, buonasera, grazie di essere buonasera. qui con noi. Grazie. Parleremo di molte cose in questa puntata, ovviamente parleremo dei plessi scolastici, parleremo dei vari bandi, parleremo anche del calcio Padova perché domani lei andrà ad Alessandria e speriamo porti bene, quindi sarà una bella giornata intensa, quindi avremo molte cose da parlare. La prima domanda, inizio, come va intanto? Benissimo, molto bene. Guarda, il titolo che abbiamo Anche fatto perché... non è passato, vede, è ripresa dopo il Covid, ovviamente deve ancora passare, però sembra che la luce sia abbastanza ampia, insomma, in fondo al tunnel. Padova sta riprendendo molto bene, nel senso c'è la gente che ha proprio voglia di uscire, di riprendere la socialità, di stare assieme all'aria aperta. È chiaro come abbiamo fatto un corso perfetto, con quest'ora, tutte le forze dell'ordine, in cui ho detto chiaramente le regole vanno rispettate, nel senso mascherine, distanza, non si balla, le regole sono valide per tutti, a mezzanotte basta musica, alle 2 basta somministrazione, va bene vivere la città, è un fatto indispensabile. Padova è una città bellissima, oltre ad essere bellissima è viva e per cui bisogna riprendere la vitalità di Padova, però le regole vanno rispettate, c'è il rischio, e non voglio neanche pensarci, che torniamo indietro, ma penso che nessuno vuole tornare indietro. Inoltre bisogna fare i vaccini, stanno facendo il massimo i vaccini. No, dico dopo i vaccini speriamo proprio di non tornare indietro, sarebbe grave la cosa. Mi auguro anch'io, devo dire senza essere un medico, ma sentendo i medici proprio sono abbastanza tranquilli, bisogna fare i vaccini. Noi abbiamo fatto anche un fascicoletto di 100.000 pezzi distribuito in tutte le abitazioni, in cui diamo anche i social, ma ogni tanto danno informazioni sbagliate, in cui i vari virologi, medici danno informazioni precise, perché i social sono terribili su questo argomento. Vogliamo dire la verità, non che lo dice il sindaco o qualcuno dell'amministratore, medici, virologi di fama internazionale. Facciamo di tutto perché i vaccini aumentano, perché stiamo tranquilli, perché Padova in Italia deve riprendere, non c'è niente da fare, bisogna, e se noi stiamo andando bene. Prima di andare Luce è bravissimo, certo. Prima di parlare di tutte le tematiche della puntata, però devo riconoscere una cosa. Allora si è parlato, ovviamente c'è anche un problema economico oggettivamente, però io mi accorgo, non so se ne è accorto anche lei, che vanno nei ristoranti e i proprietari si lamentano perché non trovano personale, perché l'hanno perso con via del Covid. Molti ristoranti si sono riempiti di nuovo, cioè economicamente c'è un po' di movimento, non è stata proprio un drammatico, l'impressione che ho io è, al di là di cose che adesso non conosco, però la situazione non è drammatica come sembrava fosse all'inizio di questa pandemia sotto un aspetto economico. Io sono anche moderatamente ottimista, dipende dai settori. La ristorazione sta vivendo ovviamente un momento magico perché tutti hanno voglia di stare a cena, stare con gli amici, con i parenti, per cui sta riprendendo. Hanno difficoltà a trovare personale perché nel frattempo la pandemia chi faceva il cameriere è andato a fare un altro lavoro e questo vuol dire anche intelligente alle persone e si sono adattati al altro lavoro. E chiaramente adesso bisogna riprendere tutto qua, sono settori in difficoltà, settori che vanno bene. In generale personalmente sono un po' preoccupato per l'economia, sai, l'aspetto economico, però anche sono anche tranquillo e sicuro perché molti settori stanno riprendendo più velocemente di prima. Per cui il paese, come dico tante volte, come i gatti a 9 vite, e si riprenderà sicuramente dopo i vaccini. Certamente il mondo non sarà più quello di prima, cambierà totalmente, sono cambiati gli usi, i costumi, l'alimentazione, il modo di fare, il modo di pensare, è un mondo nuovo che non ritornerà più quello di prima, però bisogna riuscire a essere flessibili e adattarsi alle situazioni. Adattarsi vuol dire anche inventarsi mestieri nuovi. Se ad esempio l'e-commerce è andato alla grande in questo periodo, la ristorazione portata a domicilio, personalmente mai avevo provato in casa mia ristorazione a domicilio, durante la pandemia anch'io con mia moglie abbiamo trovato 5-6 volte, cambiano usi, costumi, abitudini. È un mondo diverso, bisogna trovare la soluzione, ognuno di noi,
noi cerchiamo di aiutare tutti quanti, non solo in senso materiale, anche con riunioni di categoria, trovare soluzioni possibili, dare degli aiuti sotto tutti gli aspetti. Non è facile, ma io sono convinto che alla fine, facendo i vaccini, che è il segreto fondamentale, stando attenti a tutti quanti, ritorniamo a essere veramente un grande paese. E poi avete molte iniziative oggi, questa mattina avete aperto anche una stanza proprio per chi ha bisogno, donne che hanno bisogno, assieme al questore, assieme al prefetto, insomma. E assieme al vescovo. Iniziativa perché purtroppo in questo periodo... Aspetti che finisco la domanda, poi molto probabilmente si sono aperti i musei, il Palazzo della Ragione sarà aperto anche la domenica, insomma, molte iniziative del Comune che state facendo per riprendere una vita normale, insomma, diciamo. Sì, io ringrazio il questore per la sensibilità che ha avuto, perché in questo periodo di pandemia purtroppo è aumentato la violenza, minori e donne. È incredibile, però questo è successo, per cui la sensibilità del questore, oggi c'è anche il prefetto, c'è anche la sua eccellenza il vescovo, e siamo tutti insieme per fare rete, perché non è ammissibile in un paese civile avere violenza su minori e donne, per cui grazie al questore dell'iniziativa molto positiva e noi stiamo facendo il possibile per dare una mano. Certo. Anche come comune stiamo facendo il possibile perché la città riparte, sono anche molto ottimista. In che senso? Non sono certamente certo, ma sono molto ottimista, lo ripeto, e entro fine luglio spero saremo città UNESCO, il che vuol dire una ripartenza alla grande. Se siamo città UNESCO... Lei sai che sta facendo come la volta scorsa, che mi brucia tutte le domande, ormai andiamo sul tema dell'UNESCO che era una delle ultime domande, se vuole che partiamo dall'UNESCO, invertiamo i ruoli, sto zitto, però io sono affascinato da queste cose. Però ci arriviamo. Però me ne sto zitto. No, deve rispondere, però arriviamo con gradi perché mi brucia tutte le domande altrimenti. Ok, sto zitto. Senti, invece iniziamo con una tematica molto importante che sono i nuovi plessi scolastici. La provincia ovviamente vuole costruire delle nuove aule perché ce n'è bisogno, ovviamente i presidi si lamentano perché non vorrebbero andare nelle zone verdi, però dice la provincia abbiamo dei soldi, abbiamo bisogno di aule e il comune dovrebbe soddisfare e trovare il luogo dove farle. Com'è la situazione? Noi stiamo collaborando in maniera intensa con la provincia. È chiaro che il problema della responsabilità è della provincia, loro hanno anche i fondi e devono usarli entro il 2026, per cui è molto importante stare attenti a questo particolare. Ha un'urgenza di investire. Siamo d'accordo con il Presidente Bui che non si cerca di non andare a occupare territorio, per cui utilizzare aree dismesse oppure a situazioni l'ex Configliacchi per esempio. Questo bisogna trovare però con i proprietari l'accordo, per cui per quanto riguarda Bui è intenzionato anche non occupare suolo pubblico o consumare verde o altre cose, altro che urgenza. Primo ha necessità di fare aule, una trentina di aule come minimo subito, secondo ha delle risorse che deve spendere, utilizzare entro il 2026 e domani, e nel contempo non consumare suolo pubblico. Però c'è piena collaborazione tra comune e provincia, nel senso è loro la responsabilità, noi cerchiamo di collaborare. E quindi c'è la possibilità di sono trovare... convinto, lo stiamo cercando. Ma lei è più per restaurare il vecchio oppure per ristrutturare sicuramente il consumo di suolo? Noi il nostro piano, quello sta facendo il cosiddetto piano di sindaco, piano di regolatore, c'è massima attenzione al non consumo di suolo, è molto importante. Sono tante aree dismesse, sono tanti fabbricati dismessi, bisogna cercare di utilizzarli. E quindi c'è la possibilità, insomma, di certo, la provincia è d'accordo in questo? 100%. E quindi, però la necessità, visto che c'è le risorse economiche, è praticamente di poter fare queste aule, insomma. La provincia deve essere veloce perché... Tra l'altro oggi è il primo giorno di maturità e quindi... Bisogna essere veloci, la provincia sa da fare per essere veloce. 2026 per l'amministrazione pubblica è domani. E per cui deve essere velocissimo utilizzare, perché sennò i soldi ritornano allo Stato. È come il tram nostro, dobbiamo farlo entro il 2026. Ha ragione il governo e l'Europa, dobbiamo essere veloci. Certo. Senta, vuole parlarmi del pasticcio di monopattini? È successo a livello UFC un disguido. Devo dire che noi con la pandemia abbiamo avuto dei funzionari che purtroppo non sono ancora ritornati oggi e spero ritornino il più presto possibile.
c'è stata qualche incompressione a livello burocratico, però che stiamo risolvendo rapidamente. Io proprio non li vorrei nemmeno vedere. No, io sono sempre stato contrario, lo sapete no, benissimo. È bello, però ci vorrebbero, guardi, stiamo vedendo le immagini, li vedo, sindaco mi scusi, li vedo che corrono in due sul monopattino, col telefonino, vanno a velocità pazzesca, attraversano le strisce pedonali che se tu li investi ovviamente hai torto, sono indisciplinati, non c'è una cultura per il monopattino, guardi, corrono in mezzo alla strada. È davvero un casino questo monopattino, sarà anche bello per chi lo usa, però è una cosa che bisognerà trovare una soluzione, perché al di là di quando arriveranno, perché arriveranno sicuramente, però che arrivano, guardi, vanno dappertutto, zizzagano, guardi. Cioè, poi scendono, risalgono, attraversano senza guardare, cioè, noi abbiamo preso questo per fare vedere davvero il comportamento non corretto di chi usa questi monopattini. Della stragrande maggioranza. Perché è un mezzo molto agile, però il comportamento deve essere quello civile, disciplinato quando c'è la strada, quello della bicicletta, è lo stesso comportamento, poi niente sotto i portici, niente in due persone, devono le luci, allarme sonoro, tutte quante le cose. È chiaro che se uno lo usa in maniera impropria sarà sanzionato, questo è chiaro. A me non è mai piaciuto perché lo trovo un mezzo un po' pericoloso per i ragazzi, però alla fine il governo Conte 1 ha deciso questo, per cui chiaramente non posso rifiutarmi di fare. Abbiamo fatto una gara, c'è stato qualche problema che adesso stiamo risolvendo, arriveranno anche i monopattini. Io invito tutti quanti a usarlo con testa, con ragionevolezza, perché in molte città italiane sono stati anche gravi incidenti sui ragazzi, gravi incidenti in cui i ragazzi proprio si sono fatti male, bisogna stare attenti. Bene, anche perché la città di Padova non è tutta asfaltata, sono San Pietrini, sono ciottoli, sì, è un po' più difficile andare. È un po' pericoloso. È un po' pericoloso. Sì, adesso prendiamo un tema che è scottante, che è uscito proprio in questi giorni, che il Ministero dell'Interno ha fatto una procedura aperta con un'offerta economica, io ho di 32 milioni, poi ho sentito che naturalmente sono molti meno, ovviamente per l'accoglienza, cioè questi soldi verrebbero dati per l'accoglienza per tutto in 2 anni, per tutto quello che sta accadendo. Voci di corridoio mi dicono che sono 17-18 milioni, io ne avevo 32, ovviamente qualcuno magari sbaglio io, però succede questo. Ovviamente qualcuno si è arrabbiato e dice ma come, con le difficoltà economiche che ci sono, c'è una ripresa economica difficile, arrivano 32 milioni o 18, indipendentemente da quanti sono, per queste persone che per carità di Dio ne avranno bisogno, e noi che siamo in difficoltà non ci arrivano i soldi, e un po' si sono arrabbiati, credo anche a ragione. Lei cosa pensa di tutto questo? Io ho visto ieri questa cosa, da quello che ho capito io mi sono cercato di informarmi perché l'ho visto anch'io da poco, sono un bando di 17 milioni in 2 anni, non 32, però posso sbagliare. Io avevo questa notizia. Posso sbagliare, certo. A me sembra 17 a favore di cassa. È chiaro che lo vediamo tutti i giorni, l'immigrazione col bel tempo è tutto il problema che sappiamo, è ripresa, per cui il governo ha deciso questo, non possiamo fare altro che a farsi un bando di gara, preciso, non è un finanziamento, un bando di gara fatto dal Ministero. Anche noi stiamo cercando di capire. È chiaro che in questa situazione di difficoltà che tutti hanno, dalle famiglie, tutti i problemi che ci sono sotto l'aspetto dell'economia, è chiaro che ognuno dice perché io sì e lui no, è sempre il solito discorso. Beh, questa parte sì, però il governo, il governo sta dando tanti contributi, però attenzione, molti contributi a tutti quanti, sì, dai rifiuti, dai altari, veramente, non è che regala soldi, vi ricordo tutti quanti, quando parliamo di 200 miliardi, sono debiti che faremo come nazione, che qualcuno dovrà pagarli, non sono soldi a babbo morto. In questo caso sono 32-17, io da cittadino, che non sono arrivati poi ovviamente tantissime risorse come sembrava, ne sono arrivate ma non tante, e vedere tutti questi soldi, con tutto rispetto per l'accoglienza, che è giusto ci sia un po' uno... Cioè, l'accoglienza, se arrivano migranti in qualche maniera bisogna fare, anche un problema di sicurezza, no, se arrivano persone
che hanno fame, sono in difficoltà, è chiaro che qualcuno deve badarci. Però Sindaco, le faccio... Posso dire? Scusi, no. Se qualcuno vuol dire anche fare sicurezza, se uno gli lascia libere persone che hanno fame, è chiaro che aumenta l'insicurezza. Allora, l'alternativa, proviamoci, qual è? Fermare queste persone che arrivano. Allora, qualcuno dice mettiamo le navi nostre a fare a sparare. Non le dico questo, mi aiuti nel consiglio, perché ha ragione. Io capisco questa gente che ha bisogno, però capisco anche una città come Padova e come tante città che hanno gente povera e che hanno bisogno di risorse, che hanno bisogno di una casa, e fanno più fatica a averli loro magari che questi che arrivano e ce l'hanno, perché ce l'hanno, guardi, tramite ovviamente addirittura da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente, aventi capacità ricettiva massimo di 50 posti, quindi davvero ancora un'accoglienza ancora molto diciamo diffusa. Agiata. Quindi... No, agiata, diffusa. Diffusa, vabbè, io ho detto agiata perché... ma a parte non conosco i dettagli, anche i nostri servizi sociali si stanno informando. Premesso questo. Se arrivano le persone, però non c'entra niente, non c'entra niente lei. No, non c'entra, è il governo, non sto difendendo il governo, sto dicendo solo. Il suo pensiero. Attenzione, se arrivano persone in difficoltà da nazioni in cui subiscono sfruttamento, violenze, proviamo a immedesimarsi anche loro. Arrivano queste persone rischiando la pelle. Qualcuno dice mettiamo le navi. Voglio vedere un militare che ha il coraggio di sparare un gommone o di farlo tornare indietro. Stiamo parlando di fantasie. Allora, queste persone arrivano, queste persone sono in difficoltà, allora o le mandiamo a casa o cerchiamo di accogliere in una certa maniera. Accogliere cosa significa? Far sì di soddisfare i bisogni minimi, altrimenti ne esce un problema di sicurezza. Perché bisogna essere razionali nelle cose, in tutto e per tutto. Razionalità vuol dire dare una mano a questi, se sbagliano e fanno abusi queste persone o delinquono, è chiaro che vanno presi e messi in galera. Non sono un buonista io, chi sbaglia paga. Però dato anche la mano a chi ha fame e chi subisce violenze a casa propria. Lo sappiamo perfettamente che il problema è grosso. Qual è? L'Europa che non bada a noi, perché accogliamo solo noi o qualche altro paese. Gli altri paesi fanno finta di non capire. Premier Draghi si sta impegnando in questo senso e sono convinto che lo otterrà. Non possiamo risolvere noi solo i problemi, deve essere l'Europa. Però se strumentalizziamo tutte le cose... No, non è strumentalizzare, posso fare per l'avvocato del diavolo. Certo. E allora io, che sono uno che doveva ricevere i ristori, che mi è stato detto guardi abbiamo finito i soldi per i ristori e poi mi accorgo che arrivano 32 o 18, non importa quanti si sono, però dico ma come, mi dicono a me italiano che i soldi per i ristori sono finiti e poi il governo manda questi soldi per... lei da cittadino cosa pensa? Il governo ha dato montagne di soldi per Atari, per i rifiuti, il governo sta finanziando moltissime cose. Tutti quanti hanno ragione. Tutti hanno ragione. Quando uno è in difficoltà guarda sempre gli altri, è chiaro, perché a me no e agli altri sì, è sempre logica. Io non voglio entrare in questo contesto, nel senso, certo. L'ho visto ieri, per cui sto cercando di capire anch'io. Capisco che uno si arrabbi, come capisco che uno ha fame, subisce violenza a casa propria, cerca alternative, mi pare chiaro, lo farebbe, ognuno lo farebbe. Se arrivi da noi deve comportarsi bene. La cosa che non trovo corretta da parte dell'Europa è che nessuno si occupi di questa cosa, e il Premier Draghi sta facendo di tutto, perché il problema non è nostro, il problema è europeo, come accoglienza. Per cui No, tutto giusto. Tutto giusto stavo pensando nel ragionamento che oggettivamente quelli dei ristori che non hanno ricevuto tante attività sono state chiuse e dicono ma porca miseria, è stato un dramma, hanno chiuso l'attività. È stato un dramma economico. Se capitasse a me mi arrabbierei, mi hanno chiuso l'attività. Ognuno si arrabbia quelli delle palestre, quelli dei ristoranti, delle fabbriche, c'è una serie infinita. No, vede Sindaco, mi scusi, io non mi arrabbierei nel caso in cui non arrivassero soldi per altri, ma nel momento in cui non arrivano per altri e a me dicono... Ma chi l'ha detto per altri non sono arrivati? No, molte attività sono state chiuse perché certamente sono state chiuse, purtroppo le palestre sono state chiuse un sacco di tempo, sono in tutte palestre per dire, piuttosto le discoteche, tantissime hanno pagato. Ovviamente chi vende abbigliamento, chi vende calzatura, faccio un elenco, basta vedere quanti negozi sono chiusi, l'e-commerce sta creando qualche problema,
Poco da fare. Guardi, io sono sicuro che se lei fosse al governo non avrebbe fatto questa operazione. Però ricordo che anche dopo finalmente si è messo d'accordo per far pagare le tasse. Sono sicuro che lei difende tutti, però sono sicuro che lei, conoscendolo, avrebbe fatto un'altra cosa. Io cerco di ragionare. Se arrivano le persone, qualche accoglienza bisogna dare. Costa, qualcuno deve farla. Di conseguenza, qualcuno deve dirmi l'alternativa qual è. Qual è l'alternativa? No, ma è giusto. No, è facile dire il governo, perché quando si fa campagna politica è facile fare tutto quanto. Quando si tratta di gestire, di governare, è molto diversa la faccenda, molto diversa. E questo vale per tutti. Non mi soffermo su questo, che condivido di aiutare queste persone. Io il mio ragionamento era un po' di umanità. No, è vero, però dico Sindaco, e poi chiudiamo perché lei non c'entra nulla, è il governo che l'ha fatto, quindi però stiamo ragionando così quasi tra amici. Il concetto, dico, io imprenditore o che ho un negozietto o artigiano, dico, lo Stato mi dice guardi Borile che non ci sono più soldi per lei perché li abbiamo esauriti, quindi non avrà più rimborsi, non avrà più nulla. E poi mi accorgo che arrivano 32 milioni per l'accoglienza. A me pare 17 per 2 anni, però. Solo per Padova e provincia, chissà quanti in Italia, e un po', lei capisce, ma arrabbierei. Certamente, proviamo a trovare, però aspetta, sappiamo stare l'umanità, che penso sia doveroso nei confronti di un essere umano. La sicurezza. Se è come le cucine popolari, quando contestano le cucine popolari. Le cucine popolari di Padova, oltre a risolvere un aspetto umano, risolvono anche un aspetto di sicurezza. Se uno ha fame, in qualche maniera deve risolvere i bisogni di fame. Se deve dormire, deve lavarsi. Smettiamo di fare queste cose, no? È un problema di etica morale. Ha ragione, non sto discutendo su questo. Io ragionavo sotto un profilo più ampio, non so se hai capito il mio problema. Abbiamo vissuto 14-15 mesi drammatici, drammatici per tutti. Per questo dico questo. Non per una categoria, per tutti. Di conseguenza cerchiamo per questo l'ho detto questa cosa. Cerchiamo di essere un po' di ragionare, di abbassare tutti i toni, di trovare soluzioni. Siamo un paese eccezionale, però sempre colpa di qualche altro. Siamo incredibili. C'è sempre colpa di qualche altro. Non so di che colpa in questo caso. Solo ti lascio un attimino un po' vi invito a ragionare con umiltà e con razionalità. Qualcuno deve risolvere. Andiamo in pubblicità, tra poco rimanete con noi.